Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica, domenica 13 ottobre, anche oggi per raccontarvi tutto quello che accade nel nostro territorio. C'è molta cronaca di cui riferirvi, parleremo anche di Sammibasso, torneremo a parlare di Sammibasso, parleremo anche di agricoltura, ci collegheremo con il nostro Lucio Zanato per un punto della CIA di Padova sul florovivaismo in crisi, parleremo delle Palio delle Repubbliche Marinare oggi a Genova con Venezia che cerca di tornare a conquistare il prestigioso palio. Parleremo di economia, lo dicevamo, parleremo di cronaca, rivedremo anche le immagini del matrimonio del sindaco Mario Conte che avevamo raccontato ieri nel nostro telegiornale. Parleremo di furti perché fra mezz'oretta circa avremo ospite in studio Cristian Demma, il presidente dell'associazione Furti in Corso. Non mancano i furti anche in queste ore e come sapete la prossima settimana proprio a quest'ora ci sarà a Treviso la manifestazione organizzata da Furti in Corso con cittadini, sindaci e anche esercenti per chiedere maggiore sicurezza un po' in tutta la Marca e lo ripetiamo, soltanto ieri abbiamo raccontato, lo rivedremo, del incredibile furto peraltro con un bottino misero ma tanti danni come spesso accade al supermercato di San Vendemiano con i ladri che hanno usato addirittura mazze e picconi per sfondare dei muri. Prima però il racconto di una notte di paura, è la notte di paura che c'è stata ad Abano Terme per un vasto incendio che ha interessato l'hotel Alexander di via Ungheria ad Abano Terme, un hotel che era strapieno di clienti, c'era anche un congresso internazionale che si occupava di yoga, di cultura olistica con, pensate, anche dei monaci tibetani che arrivavano da Los Angeles, era pieno di clienti, circa 300 e le fiamme e soprattutto il fumo, perché le fiamme poi sono state domate velocemente dai vigili del fuoco, ma il fumo ha costretto alla corsa terrorizzata dei clienti fuori dall'albergo. Ci sono dei 273 ospiti che sono corsi fuori terrorizzati, una quarantina di intossicati, tra questi anche 2 bambini e anche una famiglia con un bambino piccolo che è stata salvata dai vigili del fuoco perché questa famiglia era bloccata al sesto piano. E allora, prima di continuare a vedere queste immagini, sentiamo subito le testimonianze di alcune persone, testimonianze raccolte da Valentina Visentin questa mattina. Lo dicevamo, tante persone che sono corse fuori dall'hotel, una quarantina di intossicati, anche 2 bambini tra questi intossicati, poi vi spiegherò meglio, ma chi meglio dei testimoni ci può raccontare quanto era accaduto. Sentirete anche le parole del direttore dell'hotel Alexander che parla di un danno per 1 milione di euro. La struttura in questo momento è inagibile, fiamme che sono nate da un quadro elettrico, probabilmente un cortocircuito in un quadro elettrico, dicevamo tanto fumo. Allora, se è pronta, sentiamo la testimonianza di chi si trovava sul posto ieri sera ed è corso via terrorizzato e anche del direttore dell'albergo. Sentiamo i testimoni. Dormivo quando ho sentito urla venire dal corridoio e contemporaneamente svegliandomi ho sentito un puzzo di fumo incredibile. Ho aperto la porta per cercare di capire cosa stesse succedendo e ho visto tanti, veramente non ho visto quasi nulla, cioè ho capito che c'erano persone che correvano da qualche parte, che urlavano, qualcuno diceva la scala è di qua, venite, e allora io ho seguito qualcuno che stava andando verso la scala, ha cominciato a scendere, ma questo in realtà dopo aver preso un asciugamani, averla bagnata e messa sul naso, ma siccome non si vedeva assolutamente nulla, io dovevo con una mano stare aggrappato al passamano della scala e con l'altra cercavo di tenere l'asciugamani sul naso senza riuscirci, ma di fatto ho respirato per tutti i piani che ho sceso dal sesto fino a giù. Un fumo talmente denso che non si vedeva assolutamente niente. È andato anche in ospedale qui alla vicina casa di cura? Poi sono andato
mi hanno portato in ospedale perché ero troppo intossicato. Infatti quando sono giunto giù ho sputato e vomitato nero, soprattutto quello che mi usciva dalla bocca e dal naso era tutto nero e non stavo bene. Quando nel buio più totale, intossicato in questa maniera, non capisci neanche se ci riuscirai a fare tutti i piani, perché non sai se ce la farai a reggere respirando in qualche maniera è così, però alla fine ce l'ho fatta. Molta paura, all'incirca alle ore 12, mezzanotte e un quarto ci siamo ritrovati l'hotel pieno di fumo, i pompieri ci hanno detto che c'è stato una scintilla in un quadro elettrico, che poi fortunatamente le fiamme sono state bloccate all'interno di questa stanza, quindi è solo il fumo quello che ha danneggiato un po' tutto. Tanto spavento perché gli ospiti sono scesi. Esatto, eravamo strapieni in quanto l'albergo ospitava da 2 giorni un congresso internazionale molto grande. Avevamo all'incirca 300 persone all'interno dell'albergo. Ha una stima di quali sono i piani danneggiati? Saranno 3 piani con impianti elettrici, mobilio, sale circa 1 milione di euro. Stanotte è stato vedersi tutte queste persone qui per strada. L'ospedale ha dato tutte le coperte, quelle leggere, no, perché qua sono usciti in pigiama e infatti i monaci che arrivano da Los Angeles, poverini, erano lì in pigiama anche loro e hanno subito comunicato alla casa madre di Los Angeles quello che è successo, perché loro appena c'è qualcosa che devono comunicare. Comunque c'erano le ambulanze, adesso la nostra amica Antonella che è a Padova, stavo aspettando appunto di sapere come sta. Perché Era qui? Perché noi non sappiamo. Ma sua amica Antonella è in ospedale? È in ospedale a Padova. Ah, ok. A Padova. E adesso due amici sono andati giù a Padova, quindi io aspettavo per sapere come stava. Allora, queste le voci raccolte questa mattina da Valentina Visentini. Allora, dei circa 270 ospiti dell'hotel Alexander di Abano, dove è scoppiato l'incendio, 31 sono stati ricoverati a causa di inalazioni da fumo nel day surgery dell'ospedale cittadino aperto in via straordinaria per l'emergenza. Delle persone trattate al Policlinico Abano, tra queste anche un bambino di 11 anni con la sua mamma, mentre è ancora sotto le cure dei sanitari un'anziana donna con un quadro clinico più complesso per una patologia cardiaca. A Padova sono stati invece trasportati 9 adulti e un bambino e all'ospedale di Schiavonia 2 adulti. Il Policlinico Abano, sottolinea Nicola Petruzzi, presidente del Policlinico Abano, ha risposto in modo immediato alla maxi emergenza sia con personale e mezzi che fanno servizio per il 118 sia con quello interno del pronto soccorso. Possiamo definire un evento eccezionale che è stato gestito al meglio anche grazie alla competenza di tutti i nostri operatori e all'organizzazione messa in campo per far fronte all'elevato afflusso di persone bisognose di cura. Lo dicevamo, l'hotel inagibile in questo momento, 1 milione di euro stimato dal direttore dell'albergo, l'avete sentito prima, una maxi emergenza, lo dicevamo, anche una famiglia con un bambino, uno di questi evidentemente ricoverati, che è stata salvata perché era bloccata dall'enorme massa di fumo al 6° piano e quindi sono stati salvati grazie all'autoscala. C'è anche, sembra che ci sia qualcuno anche che sia stato ricoverato con delle fratture perché si è lanciato da alcune delle finestre per salvarsi dal fumo. Quindi una situazione davvero di panico e di paura, fortunatamente senza vittime. Allora sentiamo le parole anche del sindaco di Abano Terme, Federico Barberato, che ringrazia ovviamente tutti gli operatori sul campo e dice anche che alcune ovviamente delle persone che erano alloggiate all'hotel sono state portate in altre strutture ricettive che hanno messo a disposizione le loro stanze. Sentite il sindaco. Devo ringraziare tutti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, carabinieri, polizia municipale, la protezione civile che è intervenuta non solo da Abano Terme ma anche dalla provincia,
che hanno saputo gestire al meglio questo incendio che si è sviluppato poco dopo mezzanotte. Oltre 30 mezzi dei vigili del fuoco intervenuti, 9 autobotti che sono riusciti a scongiurare il peggio. C'è qualche intossicato fra chi alloggiava all'hotel Alexander. Ora abbiamo raccolto la disponibilità di alcuni albergatori che ringrazio, che hanno ospitato gli ospiti che hanno dovuto lasciare l'hotel. Queste dunque le parole del sindaco. Un ultimo aggiornamento: oltre un centinaio degli ospiti dell'hotel Alexander di Abano, evacuati la notte scorsa, hanno già fatto rientro nei luoghi di residenza, abitando in città del nord, soprattutto Veneto e Lombardia, distanti non più di un paio d'ore dal centro termale. Complessivamente sono una cinquantina i turisti portati o che si sono presentati direttamente al pronto soccorso per problemi di inalazione di fumo, come uno dei testimoni che abbiamo sentito, oppure per lo stato di shock. I restanti, circa un centinaio, sono stati redistribuiti nel corso della notte e grazie anche al lavoro della Federalberghi di Abano e Montegrotto in hotel situati nelle immediate vicinanze dell'albergo Alexander. Questa sera vedremo ulteriori aggiornamenti nel corso del nostro telegiornale. Poi c'è un grave incidente avvenuto la scorsa notte in via Adige a Treviso. Siamo nell'altezza dunque della tangenziale di Treviso. Un giovane di 26 anni in sella a una Suzuki 500 in coppia con una ragazza di 24 anni che stava con lui. Mentre guidava in direzione di Olmi di San Biagio di Callalta ha perso il controllo andando a impattare contro il guardrail della tangenziale. In seguito a questa caduta la ragazza di 24 anni è stata trasportata in ospedale a Treviso inizialmente con un codice lieve, un codice 2, ma una volta giunta le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente a causa delle lesioni riportate, tanto che la ragazza di 24 anni si trova adesso ricoverata in terapia intensiva, mentre il ragazzo ha avuto ferite lievi. Quindi è da monitorare la situazione di questa ragazza di 24 anni per lo schianto in moto avvenuto lungo la tangenziale di Treviso la scorsa notte. Tante purtroppo le vittime sulle due ruote. Gruaro nel veneziano piange la perdita di Paolo Canciano, aveva solo 25 anni. La moto, una Cagiva 650, irriconoscibile sul campo a 2 passi dalla strada, accartocciata nell'impatto tremendo, e poco distante il corpo senza vita di Paolo Cancian, sbalzato dallo schianto. Dall'Emilia Romagna a Gruaro la notizia è arrivata in poco tempo, lasciando la comunità attonita, perché Paolo Cancian, ingegnere 25enne, era il più piccolo dei 4 figli dell'imprenditore in pensione Andrea Cancian e nonostante la giovane età era già project manager nel settore auto alla Lamborghini a Sant'Agata Bolognese. Il lavoro che sognava e che aveva conquistato dopo la laurea in ingegneria a Trieste e uno stage nell'aprile dello scorso anno nella leggendaria casa automobilistica. Una vita davanti, una vita spezzata in sella alla sua moto, finita contro un'auto sulla strada provinciale 255, vicino alla sede della Lamborghini, mentre stava tornando a casa. Illeso il conducente dell'auto, originario di San Giovanni in Persiceto. L'impatto ha distrutto la moto del 25enne schizzata sul campo adiacente, così come l'auto. Dinamica del sinistro al vaglio dei carabinieri. Sul posto, oltre a loro, sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e l'elisoccorso. Purtroppo per il giovane motociclista non c'era nulla da fare. Oggi si ricorda, è la giornata nazionale contro gli infortuni sul lavoro e è una ricorrenza bagnata ancora dal sangue di una giovane vittima in Veneto. Rivediamo allora il servizio di Carlo Inghilleri di ieri dell'ennesima vittima sul lavoro, è successo ad Altavilla Vicentina. La tragedia all'improvviso. Tutto accade in pochi terribili istanti in un grande magazzino di materiali per l'edilizia, la Tecnomat di Altavilla Vicentina. Un bancale, crollando, avrebbe travolto l'operaio di 29 anni. Secondo una prima ricostruzione pare che la giovane vittima all'esterno del magazzino stesse spostando alcune finestre quando il carico gli è caduto addosso davanti agli occhi dei colleghi che hanno dato subito l'allarme. Sul posto sono arrivati i medici del SUEM 118 che hanno prestato le prime cure per poi trasportare il ferito, già in condizioni gravissime, all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove però è morto poco dopo a causa dei traumi riportati. Adesso sono in corso le indagini dello Spisal e dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Oggi i sindacati intervengono alla vigilia della 74esima giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro, che si celebra la seconda domenica di ottobre, e proprio oggi si piange l'ennesimo morto.
L'ennesimo infortunio. Sono usciti da poco i dati che ci dicono che il Veneto è una delle regioni con minori infortuni d'Italia, ma questo non basta. Un altro martire sul lavoro e adesso non abbiamo niente da dire se non stringerci intorno alla famiglia e aspettare gli esiti dell'indagine per riuscire a capire le casualità. Seguiranno ovviamente le posizioni necessarie e chiare che non solo un sindacato ma tutta la cittadinanza deve tenere davanti a questo martirio che sta toccando i posti di lavoro. Giuseppe Tagliapietra, 29 anni, questo è il nome della vittima, un giovane papà che ha perso la vita nell'ennesimo incidente sul lavoro in Veneto. Adesso torniamo a parlare di Sammy Basso, lasciamo per un attimo la cronaca. Per Sammy Basso c'è il desiderio espresso da molti perché si avvii il processo di beatificazione. Lo ha reso noto il vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto, che vediamo mentre leggeva la lettera di Sammy Basso ai funerali che avevamo raccontato in diretta, ricordando che i tempi sono lunghi e che per l'avvio della pratica bisognerà attendere almeno 5 anni. Il prelato ha espresso la sua disponibilità perché in molti chiedano la beatificazione e in prospettiva alla santità. Il Dicastero Vaticano della causa dei santi ricorda che per l'avvio del percorso è necessario una fama di santità della persona legata all'opinione comune, secondo cui la vita del candidato è stata integra e ricca di virtù cristiane. Il primo eventuale passaggio è dunque il riconoscimento di Sammy quale servo di Dio e quindi di venerabile. Poi, per la beatificazione, a meno che non venga riconosciuto il martirio, in questo caso ovviamente improbabile, si deve produrre la prova del miracolo per sua intercessione. Quindi i tempi, diciamo, sono lunghi, c'è un percorso molto chiaro. Il primo eventuale passaggio fa capire la Dicastero Vaticano delle cause dei santi è quello di riconoscere Sammy Basso servo di Dio e quindi venerabile, ma ci sono in molti insomma che chiedono la beatificazione di Sammy Basso, e allora staremo a vedere anche su questo fronte. Certamente l'eco dell'emozione per l'addio e per le sue parole sono ancora molto forti e non solo a Tezze sul Brenta. Come sono molto forti le parole, cambiamo argomento, delle province venete. A parlare nel prossimo servizio è Stefano Marcon, che non è solo presidente della provincia di Treviso ma anche a capo dell'UPI Veneto e quindi diciamo l'ente che raccoglie tutte le province del Veneto. Il tema è quello dei tagli del governo. La richiesta è forte, basta con questi tagli perché le province hanno già fatto sacrifici. Soltanto la Marca registra un taglio di 23 milioni di euro all'anno tra prelievo forzoso e minori trasferimenti e così, fanno sapere dalla provincia, non riusciremo a garantire i servizi minimi. L'appello è che non ci siano tagli ai finanziamenti delle province, perché è cosa nota le difficoltà di bilancio che hanno gli enti locali su tutte le province. Nel giorno in cui al Sant'Artemio si comunicano le deleghe ai consiglieri provinciali, un nuovo messaggio viene recapitato al governo a pochi giorni dall'incontro tra l'Unione Province Italiane, di cui Marcon è vicepresidente vicario nazionale, e il ministro all'economia Giorgetti, alle prese con la legge di bilancio 2025. Io credo e spero che le risorse che servono il governo individui quei soggetti che si possono permettere di dare un contributo maggiore in questo momento emergenziale, chiamiamolo così. Quindi non devono essere le province a fare sacrifici? Le province concorrono oggi con 1 miliardo all'anno alla voce risanamento del bilancio dello Stato ormai dal 2015. Insomma, l'esecutivo, per quanto affine politicamente, guardi da altre parti. La questione tecnica: i conti faticano a tornare nella Marca come altrove. Carlo Rapicavoli è direttore a Treviso e segretario UPI Veneto. Quando si parla di tagli dobbiamo considerare due aspetti: un prelievo forzoso di risorse che risale al 2015 post legge Del Rio e i tagli alla legge di bilancio che sono stati introdotti l'anno scorso. Sommando questi due aspetti vengono tolti alla provincia di Treviso 23 milioni su circa 80 di risorse correnti, e per capirci le risorse correnti sono quelle che vanno per le spese del personale ma soprattutto per la manutenzione ordinaria di strade e scuole. La legge Del Rio è stata esiziale, ma i governi che sono venuti dopo non hanno fatto granché meglio. Ossigeno è arrivato con il PNRR, che rischia però un effetto boomerang. La provincia di Treviso, le altre province del Veneto, tutte stanno rispettando i tempi, quindi riusciremo ad avere dei risultati molto importanti entro giugno 2026. È chiaro che queste nuove strutture devono essere gestite.
Occorre che post PNRR ci sia un piano di gestione sia degli edifici scolastici sia di tutte le infrastrutture che fanno capo agli enti locali. Spese di investimento e spese correnti, quindi non c'è a tutt'oggi un punto di equilibrio. Siamo in una situazione in cui possiamo avere dei soldi per costruire una nuova scuola o per costruire un nuovo ponte, ma non abbiamo i soldi per cambiare la lampadina o per fare delle piccole manutenzioni. Un ulteriore taglio alle risorse correnti metterebbe in crisi i servizi. Connessa la partita sulla rappresentanza, anche qui c'è un disegno di legge fermo nelle commissioni parlamentari. In qualche modo dobbiamo far quadrato e partire con questa priorità, cioè il ritorno all'elezione diretta. E a proposito della politica, ieri dunque assegnate le deleghe in provincia e si fa il punto nel centrodestra che, come sapete, è andato diviso alle elezioni. Treviso è assolutamente la provincia leghista e probabilmente ancora la più leghista d'Italia. Col numero di amministratori abbiamo dimostrato anche questa volta che abbiamo una maggioranza ancora ampia, siamo stati vicinissimi da fare il settimo che non è scattato per pochissimi punti, probabilmente il voto di uno o forse due consiglieri comunali, qualsiasi peso essi avessero avuto, e quindi noi siamo comunque soddisfatti. Nessuno scossone, la Lega resta il primo partito degli amministratori, sottolinea Dimitri Coin, nel giorno in cui al Sant'Artemio si distribuiscono le deleghe tra i nuovi consiglieri provinciali. Centrodestra che sembra trovare l'unità dopo la corsa separata di fine settembre, segnata anche da tensioni. I veleni che ci sono stati è tutto passato. Ma assolutamente sì, fa parte della dialettica politica, ci saranno ancora tante cose su cui discutere. Forza Italia ha delle proprie prerogative anche a livello nazionale, porta avanti le proprie idee, poi si trova la sintesi in un centrodestra unito. Unità certo, ma tutti rivendicano il proprio risultato. Doppiato i consiglieri provinciali precedenti, che si vede avere più che quartuplicato gli amministratori che ci hanno dato fiducia. Quindi, e poi si è conclusa con l'assegnazione di deleghe importanti, oltre alla vicepresidenta vicaria data appunto al vice sindaco Roberto Fava. Fava, vice sindaco aspresiano per Fratelli d'Italia, l'altro vicepresidente è Fabio Maggio, vice sindaco a sua volta Pederobba, esponente azzurro. Sicurezza stradale al primo, innovazione digitale al secondo, personale, comunicazione e servizi ai comuni restano in capo a Marcon. Turismo e cultura a Davide Acampora, Matteo Bellinato, Europa e Giovani, Roberto Borsato Bilancio, al sociale Giorgio Bredariol, protezione civile per Frediano Brotto, sport per Paola Chiessa, Raffaele Freda, edilizia scolastica, Olga Rilampa, pari opportunità, Valeria Salvati, transizione energetica, viabilità e urbanistica, Claudio Sartor, ambiente e trasporti, caccia e pesca, Diego Zanchetta. Così il Sant'Artemio con la politica anche trevigiana che già guarda alle regionali prossime venture. A Roma, riferisce Coin, si sta riaprendo il dibattito sul terzo mandato con conseguenze politiche a suo dire inevitabili. Nel momento in cui con un'ulteriore possibilità di mandato per il Presidente Zaia non ci sia nemmeno la discussione su chi vada a condurre e a guidare la Regione anche per i prossimi 5 anni. Quindi Meloni ci sta riflettendo? Beh, questo non lo sappiamo, però speriamo che si vada in questa direzione. Qualcosa è cambiato quindi in questi mesi? La sensazione c'è e vediamo se poi si materializza. L'eterno dilemma del terzo mandato. Adesso torniamo alla cronaca, apriamo la pagina allora sulla sicurezza, la pagina dei furti, fra poco avremo anche il nostro ospite, però partiamo con i furti a Mestre. Mestre, come sapete, è nell'occhio del ciclone per tanti motivi e anche per le spaccate come quella avvenuta ieri mattina a Marghera, alla tabaccheria di Piazzale Concordia. Il ladro, dopo essersi ferito e ripreso in volto dalle telecamere di sorveglianza, è riuscito a dileguarsi lasciando vistose tracce di sangue dietro di sé. Io questa mattina sono stato svegliato dall'allarme e dalla chiamata della sicurezza verso le 5, dalle 4:50, in quanto c'era una persona che con un tombino che ha sfondato la mia vetrina ed è riuscito ad entrarci. La spaccata con tombino a Marghera alla tabaccheria di Piazzale Concordia. Il tombino preso dalla strada a pochi metri dalla rivendita di tabacchi, racconta il titolare depredato. Lui ha preso il tombino e si è spostato fino lì, alla vetrina. Questo è il tombino. Si è spostato sulla vetrina, qui ha spaccato, infatti la mattina l'abbiamo trovato proprio il tombino sotto la vetrina. Il ladro, un uomo con una vistosa sciarpa attorno al collo che ha agito a volto scoperto. Molto probabilmente
una persona comunque nordafricana. Come riportano i filmati delle 2 telecamere dell'attività commerciale, il bandito, utilizzando il tombino come ariete, dopo aver mandato in frantumi un'ala della vetrina per crearsi il varco d'entrata, si è pure ferito, lasciando diverse tracce di sangue attorno alle schegge di vetro. Bottine e danni che vanno oltre il valore economico, dice Davide, il titolare. Il danno è stato contenuto perché avevamo i contanti tutti in cassaforte e comunque se è una tabaccheria che fa tanto. Cerchiamo adesso di usare molto di più il POS anche per evitare situazioni di questo genere. E ovviamente anche una parte di gratta e vinci è stato rubato, che però anche lì fortunatamente quelli di valore più alto sono stati messi in cassaforte e quindi sono stati messi in sicurezza. Qui regna la paura, ci confida uno sconfortato Davide, 22 anni appena, nato e cresciuto proprio qui a Marghera, ha rilevato la tabaccheria soltanto da un paio d'anni. Sì, comunque sentendo anche le reazioni dei clienti, molti sono esasperati, ecco, sicuramente li posso capire. Soltanto 48 ore prima il colpo da 15.000 euro nel vicino Money Transfer. Sapevamo comunque anche tra i gruppi dei tabaccai della zona, i gruppi dei commercianti, sapevamo che il problema c'è e insomma avevamo questa paura, comunque avevamo questa ansia di subire, ecco, ovviamente anche noi una spaccata. E poi a Mestre invece, dove è stata razziata una pasticceria, razziata per la terza volta tra Piazza Varchi e Piazza Fareto, quindi proprio in centro a Mestre, sempre all'alba di ieri, e i ladri, non trovando denaro, hanno portato via e anche mangiato torte e paste. Adesso vediamo il servizio, poi andiamo in pubblicità, ripartiamo di nuovo dai furti. Quindi il servizio, pubblicità, poi di nuovo ripartiamo dai furti, però entriamo nella Marca Trevigiana e avremo il nostro ospite Cristian Demma. Banda di ladri ripresa dalle telecamere di sorveglianza della pasticceria Cioccolà di via Gino Allegri a Mestre, mentre svaligia il locale di torte, pasticcini e croissant. Il raid alle 5:40 del mattino, mentre nel laboratorio del seminterrato i pasticceri erano già al lavoro e non si sono accorti di nulla. La banda, composta da 4, forse 5 malviventi, è entrata forzando con un taglierino la porta di ingresso della pasticceria. Quindi, dopo aver trovato il registratore di cassa vuoto all'infuori dei pochi spiccioli presenti e aver messo tutto il locale a soqquadro in cerca dei soldi che non c'erano, è entrata e uscita dalla pasticceria per ben 4 volte nell'arco della mezz'ora in cui è stata razziata ogni cosa commestibile presente. Mezz'ora, il tempo dell'andirivieni dei criminali per rubare il maggior numero di dolci, torte e semifreddi. Uno di questi preso pure a morsi da uno dei delinquenti. Una tra le diverse impronte lasciate dai malviventi è ora al vaglio della polizia scientifica insieme ai filmati di videosorveglianza del locale. Hanno usato dei martelli da muratore, dei picconi, hanno sfondato un primo muro e dopo, quando hanno sfondato il secondo, è scattato l'allarme e sono scappati. Non capisco il motivo di usare una violenza del genere quando che paradossalmente bastava rompere una porta. Hanno usato una forza cieca ingiustificabile. I ladri entrati in azione al supermarket Scottà di via Alcide De Gasperi a San Veneziano. Lo stesso Federico, il giovane titolare, non trova una spiegazione plausibile. È più il casino che hanno fatto del niente che hanno trovato. Pochi spiccioli di fatto trovati all'interno di alcune scatole di plastica. Cassettina di versamento, valore 0. Sì, senza contante, senza niente. Bottino misero per un raid non velocissimo. L'allarme è scattato a mezzanotte dopo quasi un'ora dall'irruzione nei locali. Prima i ladri hanno squarciato la rete sul retro, poi hanno forzato un portone. 3 i malviventi immortalati dalle telecamere interne, tutti a volto coperto, un vero e proprio comando. Qualcuno parla di banda del buco. Un'oretta circa che hanno lavorato per buttare giù i muri, fino a che hanno buttato giù l'ultimo, quello dove era l'area allarmata, che è saltato. Appena mi è arrivata la chiamata dell'allarme ho chiamato i carabinieri di Conegliano, che in
4 minuti erano già qua, ma erano già andati via. Lo stesso Scottà, che abita vicino, racconta di aver visto in lontananza i ladri scappare, di aver gridato loro prima che salissero a bordo di un'auto anch'essa catturata dalle telecamere. Da qui un messaggio a tutta la popolazione. Stare attenti, se si vede qualcosa piuttosto chiamare, avvisare, cioè non lasciare al caso, perché viviamo così, quindi bisogna fare più attenzione possibile. Intanto Scottà con il suo staff ha rimesso a posto le aree interessate dal colpo, restano il danno e una sensazione prevalente. Delusione, perché lavoriamo tutti, però sì, ci sono dei malviventi che rovinano le giornate, definiamolo così, però bisogna andare sempre avanti. Allora, questa è siamo tornati in diretta, la delusione, insomma un po' lo scoramento del titolare del supermercato, che ha detto una cosa importante: piuttosto che lasciar perdere, segnalare. Allora, è questo lo scopo? Ovviamente segnalare alle forze dell'ordine in prima battuta, ma anche segnalare tra i cittadini. È con questo scopo che è nato l'associazione Furti in Corso. Ormai adesso ci dirà quando è nata, non me lo ricordo più ormai da tempo. È diventato qualcosa di più di una rete di sorveglianza, è diventato un luogo dove parlare anche di queste cose. Grazie per essere di nuovo con noi a Cristian Demma, il presidente dell'associazione. Grazie a voi e buona domenica a tutti. Buona domenica anche a lei. Allora, intanto perché Furti in Corso, lo sapete, ma lo ribadiamo, lo rilanciamo oggi, ha organizzato, ormai siamo quasi al giorno X, sì. Esattamente fra 7 giorni, eccolo qui il manifesto, domenica 20 ottobre, la giornata per la sicurezza. Cosa accadrà? Chi parteciperà? Allora, dopo tanto lavoro siamo riusciti a organizzare questa giornata, e bello anche che ci sia stata questa partecipazione molto importante di anche tanti sindaci e non solo di altre associazioni come l'associazione Oreca dei ristoratori veneti, piuttosto che dei sindaci di Treviso, di Roncade, di Ponzano, insomma tanti sindaci che vengono per incontrare i cittadini. Così tutti insieme per una volta almeno facciamo vedere che cittadini, sindaci, associazioni lottano tutti insieme per la stessa cosa, ovvero per più sicurezza, per richiedere certezza della pena e tutto quello che oggi si sente un po' vacillare come fiducia nelle istituzioni, no? Un po' di coesione. Quindi ci saranno amministratori, ci saranno esercenti, ci saranno semplici cittadini, è così? Sì, esatto, c'è un po' tutti. Abbiamo ricevuto anche la lettera di appoggio, diciamo, di governatore Zaia, che non potrà venire, ma ha detto che è con noi con il pensiero e lo spirito, quindi anche una gran soddisfazione finalmente dopo tanto tempo di battaglie a rendere tutti quanti insieme uniti, no? Così evitiamo un po' il campanilismo che a volte vediamo sui comuni e trovarli tutti in piazza e chiacchierare insieme. Lasciamo pure il manifesto in onda così poi uno se lo segna. Allora, in questi anni, mi ricorda quando è nata l'associazione? Beh, come associazione proprio è nata già ormai da 8 anni circa, 8-9 anni, poi era nata inizialmente come gruppo Facebook, no? Quindi il gruppo di amici che poi è diventata degli amici sempre più importanti, e da lì poi è stata l'esigenza di creare proprio l'associazione vera e propria. All'inizio diciamo che c'era un po' di come dire, comportamento refrattario da parte degli amministratori, è così? Mamma mia, cioè, sembrava perché che fosse... secondo lei? Allora, Perché credo... ognuno vuole sperare, vuole dire che nel suo comune non c'è il problema? Allora, quello sicuramente è il primo punto di vista di tutti, che io lo vedo perfino nel cittadino, no? Fa un po' fatica a raccontare che ha subito un furto, perché metti caso che domani vendo casa e hanno paura che ci sia stato un furto, come se fosse una vergogna o è l'ordine del giorno. Inizialmente c'era anche un po' di diffidenza, perché avevano paura che forse volesse sfociare in politica questo gruppo. Oggi hanno visto che, oltre ad essere di un'utilità incredibile, perché le segnalazioni che, come si diceva, vanno fatte in primis alle forze dell'ordine, però fare rete tutti insieme fanno sì che io ho un po' di aiuto da parte dei vicini, da parte delle istituzioni a questo, e hanno visto ormai che Furti in Corso è diventata una specie di, esagero, istituzione pulita, e quindi adesso hanno dato l'appoggio tutti quanti. Ecco, anche perché appunto lo dicono le stesse forze dell'ordine che le prime sentinelle sono proprio i cittadini, no? Esatto, infatti io... E fanno anche appelli in questo senso? Fanno tantissimi appelli, anche loro veramente con piacevole stupore. Mi sento chiamare anche da loro dicendo: guarda, siccome tanti ti ascoltano, ci dicono, avvisa anche tu, che non disturbano mai a chiamarci in caserma, anzi
Perché no? Fatto sta, questa sera c'è stato, stanotte è stato un inseguimento un po' strano e mi ha chiamato a me, ho detto chiama immediatamente la stazione di competenza che con il sistema di visione delle targhe riescono a capire se questa persona era uno stupidotto alla guida o magari un malintenzionato, e infatti subito ha chiamato e ha trovato riscontro subito nelle forze dell'ordine. Peraltro proprio in queste ore un altro furto che vi racconteremo stasera a Breda di Piave, insomma con una casa letteralmente messa sottosopra. Ci sono altre, ecco, noi abbiamo raccontato anche in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi di malviventi che ormai non hanno paura di niente, diciamo, nemmeno di trovare le persone in casa. Una volta era un ostacolo, no, per il ladro trovarsi la vittima in casa. Abbiamo visto addirittura i ladri che sfondano a colpi di piccone e di mazza un supermercato. L'anno scorso, proprio di questi tempi, ed era proprio ospite qui, parlammo addirittura di l'uso di un martello pneumatico, quindi proprio a Breda, senza preoccuparsi tanto del rumore. C'è un'altra vicenda che lei ci vuole raccontare, successa nella Marca Trevigiana, che è un po' la cartina di tornasole della situazione. Cosa è successo? Esatto, la sfacciataggine è ormai arrivata a livelli estremi e in questo, scusate, dico che è cambiato proprio negli anni, l'abbiamo visto come furti in corso, erano un po' meno spregiudicati, ad oggi proprio totale. Proprio ieri l'altro mi aveva raccontato una coppia di signori sulla Sessantina che erano serenamente a casa a mangiare a cena, hanno sentito i rumori sulla porta, ve la faccio in breve, hanno aperto una finestra che era praticamente adiacente alla porta di entrata e hanno visto i malintenzionati che stavano per aprire la porta blindata e allora gli hanno detto urlando andate via eccetera, e di tutto rispetto i ladri con una frontatezza e un'arroganza gli hanno detto noi dobbiamo fare il nostro, andate subito in cucina, vi chiudete dentro perché noi dobbiamo entrare, come se fosse perentorio il fatto che loro comunque dovevano entrare. Per fortuna la storia si è concitata un po' di più, le urla sono state più forti, qualche vicino è uscito e i ladri hanno deciso, visto che dicevano che sarebbero stati chiamati i carabinieri, di andare via, ma in tono anche seccato, e quindi queste persone ora vivono col fatto di dire ma torneranno, mi faranno un dispetto. C'è anche il post furto mancato che crea agitazione, quindi non solo l'atto vero e proprio. Quindi come se fosse un lavoro da terminare, insomma fateci fare il nostro lavoro e state tranquilli. Sì, un lavoro per obiettivi ormai sembra, no? Devo fare 10 furti a notte per riuscire ad arrivare al budget, scusate ma sembra che ormai sta diventando una professione a tutti gli effetti perché stanno diventando professionisti del furto e quindi sembra che non possano più fermarsi davanti a niente. D'altronde lo vediamo, anziani, ragazzi, tanto che la fascia nostra di età mia, che abbiamo figli in casa, diciamo dai 10 ai 18 anni, hanno abbastanza ansia a lasciarli da soli, cosa che una volta si poteva fare in serenità senza nessun genere di problema. Allora, come ci si può difendere? Noi abbiamo spesso parlato, oltre alle segnalazioni, serve allarmare le case, non serve più, anche questo è un altro fronte, no? Io riempio la casa di allarmi e di telecamere. Allora, secondo me il riempire l'allarme, spendere migliaia di euro su queste cose può servire o meno a seconda dell'abitazione, però io dico sempre che se il ladro deve decidere se andare su una casa allarmata o meno, probabilmente sceglie quella non allarmata, ma non bisogna spendere cifre esorbitanti. Oltretutto un allarme base si può agganciare gratuitamente con l'arma dei carabinieri o col 113 se si è a Treviso Centro, quindi in realtà lì ci sono anche delle cose non dispendiose da fare. Le famose luci accese, adesso la corrente è tornata normale come costi, già abbiamo avuto problemi anche in quel momento lì, però insomma un po' di difesa e soprattutto non pensare che viviamo più in anni di 15 anni fa. Il mondo è cambiato, la criminalità è totalmente cambiata e quindi non possiamo più permetterci di lasciare la porta semiaperta perché sono andato a buttare l'immondizia, vado a fare la spesa 5 minuti, lascio il balcone aperto. Ahimè siamo un pochino costretti a chiuderci in casa la sera per evitare che ci entrino dentro. Poi c'è tutto un altro fronte, quello delle truffe, abbiamo raccontato proprio di quanto successo a Biancade, purtroppo ecco, la signora mi pare che stia un po' meglio, una signora che era stata truffata e poi ha avuto un mancamento, anche su questo lei ha fatto un video sulla pagina Facebook. Ho fatto un video un po' concitato perché mi sono molto arrabbiato perché ormai anche lì il reato di truffa era stato depenalizzato e quindi la situazione si è sempre andata a peggiorare, infatti oggi ne sentiamo quante. Io nel mio lavoro ne sento circa 15 al giorno di truffe, quindi è diventato di uso comune fare una truffa perché tanto il danno fondamentalmente non c'è se non economico, però in questo caso abbiamo visto cosa è successo. Io ho sentito la famiglia, per fortuna si sta riprendendo,
dallo shock post-traumatico che ha avuto, però io sarei molto più cattivo nelle pene. Questa persona per me va condannata per tentato omicidio, perché poteva morire la signora. Cioè, devono capire che quando fanno delle azioni devono anche subire delle conseguenze, perché se non c'è quel passo lì sarà sempre peggio, e lo stiamo vedendo perché sta andando in peggio. L'estate scorsa furti e truffe a go-go, siamo alle porte del cambio dell'ora. Ecco, volevo arrivare qua a questo. Siamo nel periodo forse più diciamo pericoloso, più drammatico da questo punto di vista, che si apre le porte, quello dell'inverno, dell'autunno e dell'inverno, con il buio presto. Però è stata anche un'estate che ha visto diverse razzie. C'è ormai una situazione per cui non esistono picchi, oppure si potrebbe essere adesso un ulteriore aggravamento della situazione? Ma allora, oppure è talmente grave la situazione che si è a un plateau? Allora, credo che si stia arrivando a, come dici giustamente, a un plateau sicuramente, perché quest'estate è stato un continuo picco, forse l'estate più difficile degli ultimi anni in realtà. Io ho lanciato la mia previsione pessimistica, mi auguro sempre di sbagliare, ad oggi non mi è mai successo, ma mi auguro, perché io se sbaglio sono contento, che quest'anno sarà ancora peggio, quindi ci sarà sempre il picco quando cambia l'ora, perché è ovvio, cioè le tenebre ovviamente aiutano questi delinquenti. Però abbiamo avuto un'estate molto difficile, cioè eravamo pieni di segnalazioni, voi, io di furti in corso, i ragazzi dei carabinieri, della polizia, cioè correvano dappertutto, ma non si riusciva, diciamo, poi a chiudere la situazione. Mi auguro che anche quest'anno, sapendo questo, la prefettura magari mi intervenga prima, chiamando subito l'aiuto del battaglione Mestre piuttosto che Strade Sicure, per dare una mano subito. E non farlo dopo, insomma, quando ormai il carro perché se io inizio a dicembre, che sappiamo che a gennaio ricala un po', e forse farlo prima sarebbe una buona cosa, per quello magari domenica chiederemo anche questo. Ecco, adesso torniamo a domenica. Un'altra cosa che noi ci teniamo sempre a precisare e a ribadire, per esempio abbiamo raccontato, ovviamente non riguarda solo la marca trevigiana, ma abbiamo raccontato della cambio microfono, faccio una leggera cosa tecnica, scusate, in diretta, ma è il bello della diretta. Cambio microfono verso l'ospite, come mi dice giustamente il buon Tommaso Migotto, vediamo se riesco a farlo. Adesso lo faccio, eccolo qua, ecco Tommaso, l'ho fatto, ecco, grazie. Allora Cismon del Grappa, qualche giorno fa, la nostra redazione di Bassano, giusto per far capire che non è una situazione che riguarda solo la marca trevigiana, l'ennesimo furto, e il povero pensionato che per l'ennesima volta viene visitato dai ladri è un pensionato che detiene dei fucili, dice beh la prossima volta arrivano io sparo. Allora, ovviamente è dettata dalla disperazione, però ribadiamo sempre questo concetto fondamentale. Ma allora, si sta arrivando a una voglia di giustizia fai da te, no? Che noi la condanniamo sempre, cerchiamo di calmare le acque il più possibile. Però quante volte io mi sento: Cristian, come faccio a portarmi un'arma in casa? Cosa che io gli dico: ragazzi, un'altra cosa che vi possono portare via e si passano le pene dell'inferno, un'altra cosa che può essere rubata e usata per uccidere un'altra persona, quindi è peggio portarsi un'arma in casa. Quindi cercare sempre di dar sempre fiducia alle forze dell'ordine, sapendo che anche loro hanno le mani legate, perché è ovvio, non si può più dire non va così, loro non possono più fare nulla in un certo senso, però ripeto, occhio con il fai da te, perché chi ha armi in casa c'è questo rischio che a un certo punto le usi dicendo sono in preda ai furti, a questi delinquenti, qualcosa devo fare, no? Quindi io mi auguro sempre nel buon senso della gente della nostra zona, che sono tutte brave persone, che capiscono che se succede questo passano più le pene dell'inferno loro che i delinquenti stessi che hanno rapinato o rubato. E qui torniamo alla legge. Allora, voi vi ritrovate domenica per far vedere che ci siete, che certo, non è una voce nel silenzio, ma sono tante voci. Esatto. Ma che ci vuole più controllo e che ci vuole una legge diversa, e questo poi il punto focale, no? Ma il punto focale è quello, cioè come si diceva, non siamo più a 20 anni fa, no? A prescindere che 20 anni fa secondo me i delinquenti andavano realmente in galera, oggi le leggi vengono un po' giocate da grandi avvocati, no? Quindi il concetto è: si cambiano le leggi, si rendono più attuali anche a livello minorile. Purtroppo bisogna ragionare anche su quello, baby gang e quant'altro, quindi più sicurezza per quello. E io ho fatto un altro video, dopo qualcuno forse non apprezzerà, ma dove ho detto c'è un problema che le carceri sono troppo piene, ne faremo altre. Cioè io penso che abbiamo speso molti soldi su tutto, faremo anche altre carceri. Il ministro Nordio trevigiano vi ha mai dato udienza? Assolutamente no.
non ha mai dato udienza. Questo vi ha un po' deluso? Ma tantissimo, io ho sempre detto che lo conoscevo anche personalmente all'epoca e l'ho sempre reputato una persona meravigliosa, però vedo che ha molto a cuore il problema dei carcerati, il problema di questo, però poi per quello che riguarda la città, la sua città o comunque la sua regione, insomma non. Anche perché abbiamo visto poi le classifiche, no? Che era la provincia quasi più bella dell'Italia, poi scusatemi ma io lo faccio, vado a prendermi il pezzo dei furti in abitazione e delle rapine e torniamo abbastanza in cima. C'è no? anche questo, no? Il confronto tra le statistiche e poi la percezione e la realtà, perché poi ci sono le denunce che non vengono fatte. Centinaia di denunce che non vengono fatte. Io penso che anche voi stessi potete dirlo quando andate a casa delle persone a fare l'intervista. C'è successo tante volte, sì. Tanti non vogliono denunciare e non denunciano. Io stesso ho dovuto portare una signora a fare la denuncia per una truffa importante e il riconoscimento della persona. L'ho portata perché non si fidava di andare da sola, non voleva andare. Lo facciamo anche questo nei confronti in corso, diamo anche una mano a portare le forze dell'ordine, sempre per cercare di collaborare tutti insieme. Allora, ci vedono tantissime persone anche la domenica. Vuole dire qualcosa ai sindaci che magari non hanno aderito alla manifestazione del 20? Sì, allora io ho avuto tantissimi sindaci che ci hanno risposto che vengono, tanti che hanno detto che ovviamente hanno degli impegni, ma qualcuno, faccio esempio un Carbonera che è sempre stato vicino a furti in corso, ancora non pervenuto nonostante il mio stalking di avere una risposta principalmente, no? Quindi non vedo il motivo per cui tante persone si sono spese a venire a questa manifestazione e altri non vedono o non vogliono vedere il problema reale, perché è un problema reale e non è un'onta avere dei furti nel proprio comune, è semplicemente aver coscienza e dar voce alle persone che sono preoccupate. Il nuovo questore, la nuova questora di Treviso, siete riusciti a parlare con lei? No, non ancora, stiamo utilizzando il canale, diciamo che noi siamo sempre agganciati all'Associazione Nazionale Polizia di Stato, ovviamente c'è mio padre come presidente, quindi gioco un po' in casa, e che adesso volevamo proprio usare questa cosa per riconoscerlo e fare due parole perché ci dicono che è una persona meravigliosa e quindi magari c'è modo di confrontarci. Allora, facciamo rivedere il manifesto, domenica 20 ottobre, piazzetta Aldo Moro, la giornata per la sicurezza. Dalle 10 come si organizza la cosa? Alle 10 c'è un incontro, poi mi hanno detto già qualche sindaco che verranno un po' più o meno sulle 11, 11 e mezza, mezzogiorno e poi si sta lì un'oretta e mezza e via. Anche perché ci siamo un po' confrontati con i ragazzi della Digos perché entrano a far parte anche loro come servizio. Ho detto alla pomeriggio vi lascio andare a casa dalle famiglie e facciamo semplice 3 ore, 4 ore di incontro. Cosa vi aspettate da questa domenica? Ma ci aspettiamo finalmente quello che dico sempre io, la coesione che fino ad oggi è stata la cosa più difficile da fare e poi un progetto di nuovo per il futuro dove finalmente tutti possiamo parlarci e andare avanti di man mano con tutti i comuni e farli in maniera sinergica chiedendo alla prefettura più sicurezza e più certezze. Ma la cosa più importante, prima di tutto, è metterci la faccia, perché questo, no, è il concetto. Io ce l'ho sempre messa, no? Quindi adesso spetta anche agli altri metterla, vedo che la vogliono mettere e mi fa piacere, perché non nascondo che sono anche emozionato da questa domenica, perché avere così tanti sindaci, istituzioni che vogliono venire, cioè è un qualcosa di bello. Quindi mi auguro che finalmente tutti ci si metta la faccia e si vada tutti insieme in piazza a chiedere giustizia. L'ultima cosa che le chiedo è cosa dice alle tante persone che ci stanno guardando, consigli come sempre e per esempio torniamo a quella vicenda che ci ha raccontato, le persone che si trovano in ladri che dicono addirittura andate in cucina perché noi dobbiamo fare il nostro lavoro, insomma come comportarsi? Allora, non fate gli eroi prima di tutto perché degli eroi ne pieni i libri di storia, ma come dico io sempre sono tutti quanti che non ci sono più, quindi mi raccomando non fate gli eroi, chiamate immediatamente le forze dell'ordine, chiudetevi in casa, non lasciate le porte e non affrontateli perché loro non hanno nulla da perdere e noi abbiamo tutto da perdere, quindi questo è il mantra che deve esserci. Non fatevi giustizia da soli perché poi subirete un calvario voi e i vostri familiari principalmente e fate rete, venite domenica tutti insieme anche voi, prendetevi 1 minuto, 10 minuti per far vedere che anche voi ci tenete a questa sicurezza e soprattutto avvisate sempre le persone che vi stanno vicine, non guardiamo il nostro orticello ma guardiamo l'orticello anche degli altri. Su questo davvero forse più di qualsiasi altra situazione siamo tutti sulla stessa barca, insomma, esatto. può davvero capitare a chiunque. Grazie allora, domenica prossima ore 10 piazzetta Aldo Moro con la manifestazione, la giornata per la sicurezza. Grazie davvero a Cristian D'Emma, grazie al lavoro
straordinario che fate ogni giorno. Noi Grazie. allora avverto il nostro Alessandro Granzieri e il nostro Tommaso Migotta, anticipiamo un attimo la pubblicità e poi ritorniamo in diretta. Grazie davvero. Grazie infinite a voi. Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione, ripartiamo, abbiamo parlato a lungo di furti con Cristian Demma, c'è ancora spazio per la cronaca ma c'è anche spazio per l'economia, un altro tipo di problema. Partiamo dalla denuncia della CGIA di Mestre, lo studio della CGIA di Mestre che denuncia la disparità di trattamento fiscale nel nostro paese tra i colossi del web, le multinazionali del web e le piccole e medie imprese che pensate pagano tasse 37 volte di più di questi colossi. Le imprese venete sono tassate 37 volte più dei colossi tecnologici presenti nel nostro paese. È un po' come Davide contro Golia, secondo l'ufficio studi della CGIA di Mestre, il confronto tra ricavi e imposte fiscali delle piccole e medie aziende venete da un lato e i colossi del web dall'altro. Le 422.000 imprese attive sul territorio nazionale pagano ogni anno 7 miliardi e 600 milioni di euro di tasse contro i soli 206 milioni delle 25 multinazionali del web presenti in Italia, che peraltro producono un fatturato che supera i 9 miliardi. Se sulle nostre PMI grava un livello di tassazione che sfiora il 50%, sulle multinazionali del web la quota è del 36%. E sebbene da quest'anno anche in Italia entra in vigore la Global Minimum Tax, a questi colossi bisognerebbe chiedere un sacrificio aggiuntivo. Certo, le dimensioni economiche di queste due realtà sono molto diverse e confrontarle presenta dei limiti metodologici che minano il rigore scientifico. Tuttavia rimane evidente che in Italia alle grandi multinazionali, in questo caso tecnologiche, continua ad essere riservato un prelievo fiscale ingiustificatamente modesto. Seguitano a dichiarare profitti spaventosamente elevati, ma continuano a pagare poche tasse perché ricorrono costantemente a tecniche elusive che gli consentono di trasferire una buona parte degli utili nei paesi a fiscalità di vantaggio. Da diversi anni anche alcuni grandi player italiani hanno trasferito la sede fiscale o legale all'estero. Da quest'anno entra in vigore la Global Minimum Tax, ma non in tutta l'Unione Europea. Malta e le Repubbliche Baltiche, ad esempio, hanno ottenuto una proroga sino al 2030 e, secondo il Servizio Bilancio dello Stato della Camera, il gettito dell'aliquota del 15% sulle multinazionali sarà molto contenuto. All'orizzonte c'è una manovra finanziaria che dovrà recuperare una decina di miliardi di euro. Secondo la CGIA di Mestre è indispensabile trovare un compromesso che non faccia fuggire all'estero queste aziende, ma allo stesso tempo le costringa a pagare il giusto o quasi. E poi ci sono gli artigiani bellunesi che lanciano un out-out al governo. Parliamo del maltempo e dell'obbligo assicurativo per le imprese che scatta fra poco più di un mese. Dicono gli artigiani al governo: serve una proroga, si devono calmierare i prezzi delle polizze, c'è il rischio di speculazioni. Nella montagna del cambiamento climatico e dei fenomeni estremi, e non bisogna per forza tirare in ballo Vaia, l'obbligo assicurativo per i danni catastrofali per le imprese piomba come un macigno. La disposizione contenuta nella legge finanziaria 2024 scatterà con il 1 gennaio 2025. E questo mette in seria difficoltà e preoccupa la nostra associazione di categoria, perché non è chiaro ancora come dovranno essere calcolati i premi assicurativi e come verrà poi distribuito l'eventuale rimborso. C'è una questione abbastanza nebulosa. Il solito pasticcio all'italiana, insomma, che rischia di tradursi in un costo ulteriore per le aziende, soprattutto quelle più piccole e artigianali. Noi abbiamo la nostra CNA che ci sta appoggiando anche a livello nazionale per chiedere una proroga dell'entrata in vigore di questo strumento, che è previsto appunto, come dicevo, prima fine anno, ma almeno prorogarlo di altri 12 mesi. Questo ci permetterà di poter conoscere bene quali sono i parametri di valutazione e soprattutto collaborare con l'amministrazione pubblica per trovare delle strategie di intervento e di calmierazione anche del prezzo delle polizze. La richiesta quindi è netta: prendere tempo per evitare speculazioni da parte dei grandi gruppi assicurativi che già si fregano le mani. In montagna poi il fattore climatico incide ancora di più, vedi alla voce dissesto idrogeologico, da qui l'appello urgente alla politica.
Noi abbiamo scritto al senatore De Carlo una lettera chiedendo appunto di appoggiare questa nostra richiesta di proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo, e speriamo che poi effettivamente venga accolta questa nostra proposta e soprattutto che si possa creare un tavolo di discussione sull'argomento. Restiamo sul tema economico, ma parliamo di un altro settore che invece ha delle cifre importanti. Il nostro Lucio Zanato a Padova per parlare di florovivaismo. Buongiorno, buona domenica Lucio. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, stiamo registrando una puntata di agricoltura, siamo col direttore di CIA Veneto Maurizio Antonini. Qui si sta parlando in ghetto in fiore di florovivaismo, però detto florovivaismo è poco ancora, perché dovete tenere presente che questo è un settore dove ad esempio la piantumazione per la risistemazione degli argini, il settore idrogeologico con la tenuta delle piante fa parte di questo settore. Il florovivaismo, il vivaismo è importante proprio in questo senso, e qui a Ghetto in Fiore c'è la 25esima edizione di questa iniziativa che è di tipo commerciale, nel senso che è avvicinare i commercianti, il turismo, il territorio al mondo dell'agricoltura, ma in particolare a questo settore dell'agricoltura. Tra l'altro ti dico che è un settore dove anche i giovani stanno investendo molto. Qui c'è l'Istituto Agrario di Padova che ha una sezione proprio dedicata al florovivaismo, cosa un po' particolare. Ma bisogna dire un'altra cosa, i dati: 22,8% in più nel 2024, 1.300 imprese, 2.400 ettari a vivai e naturalmente a fiori, quindi a serre, 33 milioni di euro di fatturato. Il Veneto è tra le prime 10 regioni italiane, Padova è la provincia leader, Saonara il posto migliore. Ho detto tutto, ho detto bene, ho l'esame passato, Maurizio Antonini. Passato al 100%, esame super passato. Saonara è il nostro occhio all'occhiello di Padova, ma anche del Veneto come distretto del florovivaismo. Oggi siamo qui a Padova per valorizzare il florovivaismo, però ricordiamo ai nostri telespettatori i problemi che oggi ha il florovivaismo, i cambiamenti climatici, i costi di produzione e le pratiche sleali sono elementi importanti e determinanti che noi dobbiamo segmentare e dare le proprie soluzioni. Quindi chiediamo alla politica una giusta soluzione a questi grossi problemi che il settore del florovivaismo oggi riveste a Padova, riveste nel Veneto e riveste a livello nazionale. Ecco, quali sono le pratiche sleali? Guardi, le pratiche sleali noi lo continuiamo a dire, lo diciamo nel florovivaismo, lo diciamo nei nostri prodotti DOP, IGP, che nel Veneto sono prodotti importanti. Le pratiche sleali è che le regole siano rispettate a livello europeo. Oggi questo non succede. Noi vogliamo che le stesse regole che ci sono in Italia siano rispettate anche a livello europeo. Quindi il passaporto, cioè l'elemento importante che i florovivaisti hanno oggi per la vendita delle piante che sono esenti da problemi fitosanitari, è un problema importante che anche a livello non solo europeo ma anche mondiale si deve avere. Noi il passaporto ce l'abbiamo e noi chiediamo che questa è una pratica sleale che altri paesi stanno volendo, e quindi noi chiediamo con forza che ci siano regole uguali per tutti. Che tradotto significa che se voi comprate una pianta e non è una pianta, diciamo così, con il passaporto, comunque che non è una pianta che arriva dalle nostre zone, può avere delle malattie, e c'è il settore ad esempio del melograno che è andato in crisi in Veneto proprio per questo, perché tante piante che sono state fornite con un virus all'interno che ha portato alla moria nel primo anno, e anche la sostituzione poi ha avuto gli stessi problemi perché nel frattempo si è, come dire, contaminato il terreno, e quindi capisci Nicola che è un settore che sembra così ma in realtà muove un'economia importante, perché se ad esempio il melograno avesse preso sarebbe stata un'ulteriore forma di produzione per la nostra agricoltura. Però qui siamo venuti anche perché c'è stato un importante connubio con la LILT di Padova. Pensa che il ben mangiare, cioè una corretta alimentazione e una gestione corretta, diciamo così, del proprio benessere, porta a una riduzione del 40% dei tumori. Questa è una cosa importante che è stata ribadita oggi nel corso dell'inaugurazione di questa 25esima edizione di Ghetto in Fiore, e quindi gli agricoltori devono produrre bene, perché se non producono bene loro noi mangiamo male e ci ammaliamo. Sì, guardi,
quello che noi oggi chiediamo è con forza che ci sia questo connubio tra la produzione e i consumatori. Quello che ci deve essere oggi, ci deve essere una forte alleanza tra la città e la campagna. Oggi produrre bene, produrre sano è importantissimo. Far conoscere ai consumatori questo è un elemento importante e fondamentale. Oggi la partnership che CIA Agricoltori Italiani ha con l'ILT è importante. Il mese è il mese della prevenzione, penso che sia un'ottima occasione per valorizzare i nostri prodotti, perché i consumatori nel momento in cui vanno a fare la scelta al supermercato, vanno a fare la scelta dei loro prodotti, vogliono prodotti veneti, magari soprattutto prodotti locali. Questa è la prima risposta che noi dobbiamo dare ai nostri consumatori, è la prima risposta che noi siamo imprese agricole e importanti per questo. Poi tra l'altro voi avete una sensibilità anche per la scuola, e avviciniamoci a questo tavolo che Nicoletta vi ha fatto vedere, perché qui abbiamo come dire, più agricoltura per nutrire il mondo, e poi abbiamo anche dei libri che voi avete, una sorta di ricettario che avete organizzato con gli istituti, gli alberghieri, proprio per mangiare sano. Certo, è il ricettario della salute in partnership con l'ILT e in partnership anche con gli istituti alberghieri, per far conoscere i nostri prodotti, per far conoscere la genuinità dei nostri prodotti e per la valorizzazione dei nostri prodotti. Questo è l'elemento importante che noi dobbiamo far conoscere a tutti i nostri consumatori, nostro partner importante per far tutto quanto. Ecco, se vogliamo avere questo libro, tra l'altro è gratuito, voi lo distribuite in maniera gratuita, dove lo si può trovare per i nostri telespettatori? Lo si può trovare in tutte le sedi di CIA Padova, CIA Agricoltori Italiani, in tutti i nostri mercati agricoli che noi facciamo, in tutte le nostre manifestazioni che oggi siamo presi a fare a livello territoriale. Quindi se poi venite qui in ghetto a Padova oggi pomeriggio e vi fate un giro, trovate anche questo libro che è gratuito e ve lo portate a casa per delle ricette veramente sane. Ultima cosa, mercoledì prossimo un altro appuntamento, perché CIA ha organizzato un appuntamento sulla sanità nel Veneto, e l'ha organizzata vedendo il punto di vista degli agricoltori, perché con le pensioni che hanno alcuni agricoltori non si riesce a curarsi. Guardi, oggi è un grosso problema la salute, è un problema per quanto riguarda gli agricoltori, è un problema per quanto riguarda la comunità in genere. Noi abbiamo raccolto più di 20.000 firme in quest'ultimo periodo, in cui vogliamo con forza, anche in questo caso, rimarcare a livello regionale la necessità di dare un cambio di passo, soprattutto per le liste d'attesa e soprattutto per la possibilità alla comunità in genere di curarsi. Quindi questo è un appuntamento importante in cui ci confrontiamo insieme con la Regione, ci confronteremo anche a livello nazionale, perché ci siano date risposte concrete e chiare per la salute pubblica. Ma è vero che anche nei vostri sportelli arriva chi dice io con la pensione non riesco a curarmi e quindi o mangio o mi curo? Assolutamente sì, purtroppo. Vediamo che parlavamo proprio in queste occasioni con l'ILT, in cui ci dice che oggi la prevenzione è importantissima e sempre meno purtroppo viene prevenzione da parte della comunità, e quindi per questo noi chiediamo che ci siano date risposte concrete da parte della politica su questo. Grazie al direttore Antonini. Allora avete capito, se avete voglia venite a fare un giro al Ghetto Infiori qui oggi pomeriggio, perché ne vale veramente la pena, anche perché ci sono dati molto importanti e interessanti sull'aumento del turismo qui a Padova, quindi un giro alla Cappella degli Scrovegni, un giro qui al Ghetto non è male, magari anche un cicchetto da qualche parte, e se no poi mercoledì vi racconteremo questa situazione sanitaria vista dal punto di vista degli agricoltori. A te Nicola. E non mi chiedi, Lucio, se ho i fiori a casa? Volevo chiederti, ma mi hai appena scritto che tu a te i fiori non piacciono, però sono convinto che dopo che hai visto queste immagini di Nicoletta un po' di fiori a tua moglie li porterai. A me i fiori piacciono, ma mi muoiono subito, quindi ci ho rinunciato ad avere il pollice verde. Grazie a Lucio Zanato, grazie davvero, grazie anche al tuo ospite. Allora, torniamo a parlare invece di un allarme che c'è, o meglio di una tensione che si sta alzando, e ci spostiamo per un attimo a Udine, qua vicino, diciamo, usciamo per un attimo dai confini del Veneto, ma riguarda il nord-est. Lunedì, quindi ormai domani sera, l'attesissima partita Italia-Israele a Udine per la Nations League. Se ne è parlato a lungo, anche purtroppo al di là di questioni sportive, ma la tensione è alta e è già scattato il piano di sicurezza per Italia-Israele, stadio blindato, accessi consentiti solo in alcuni orari, zona rossa intorno all'impianto delimitata da una barriera di metallo. Il servizio della nostra redazione di TV12.
Stadio blindato e protetto da una zona rossa in cui sarà possibile accedere solo a piedi e dai varchi previsti per i diversi settori. Il dispositivo di sicurezza per la partita di calcio Italia-Israele scatta già domenica mattina. Fino alle 9 la cintura metallica eretta intorno allo stadio resterà chiusa. Gli accessi contingentati per gli addetti ai lavori all'interno dell'area delimitata dalla barriera saranno possibili a partire dalle 9 alle 24. Lunedì accessi di servizio aperti fino alle 18:30. Alle 18:15 è prevista l'apertura dei cancelli. Per i possessori dei biglietti di tribuna centrale, VIP, tribuna centrale sud e tribuna laterale sud, i varchi di accesso sono il K3 e il K4. Per tribuna centrale, VIP, tribuna centrale nord, tribuna laterale nord, K14. Distinti K10 e K9 a nord e K7 e K6 a sud. Ed infine le curve. Per la curva nord gli accessi consentiti sono al varco K10 e al varco K9, per la curva sud il K6 e il K4. Lunedì scatteranno anche limitazioni ai parcheggi. Oltre a quelli interdetti all'interno della zona rossa, altri posti non saranno utilizzabili, quelli nelle fasce immediatamente vicine alla cortina di ferro eretta intorno allo stadio. E dunque sale la tensione anche per la manifestazione pro-Palestina che è prevista nel pomeriggio in centro e che spaventa i commercianti, tanto che molti hanno deciso di tenere chiusi i loro negozi. Sentiamoli. Abbiamo deciso, diciamo i commercianti chiaramente hanno deciso, alcuni di chiudere all'1 e altri comunque chiudere prima che finisca la manifestazione alle 17 proprio in piazza. Alcuni hanno già attaccato i cartelli di avviso ai clienti sulle loro vetrine, saranno aperti solo al mattino. La manifestazione pomeridiana pro-Palestina nel giorno di Italia-Israele preoccupa il centro città e i commercianti, quelli che il lunedì solitamente sono aperti, preferiscono tirare giù le serrande. E noi siamo quasi una sessantina e hanno aderito praticamente tutti, anche di quelli che non sono direttamente nel nostro gruppo, e la fortuna nostra è quella che appunto capita di lunedì e molti negozi sono chiusi, dunque diciamo che si va a perdere di meno sostanzialmente. A chiudere lunedì pomeriggio per ragioni di sicurezza saranno soprattutto i commercianti nei dintorni di Piazza 20 Settembre, dove arriverà il corteo e che quindi sono più interessati e più vicini alla manifestazione. Si spera ovviamente che andrà tutto bene, che non succederà niente. È ovvio che per sicurezza, almeno per quanto riguarda i miei dipendenti, decideremo di chiudere il pomeriggio, giusto per avere tranquillità e serenità. Un corteo pacifico va bene. Il corteo pacifico lo accetto in pieno, ma qua c'è la paura che venga fuori qualche brutta roba, diciamo. Qualche infiltrato le dice che possa complicare le cose. È successo a Roma settimana scorsa, no? Qualche timore ce l'ha, insomma. Esatto. Il fatto di chiudere non è assolutamente contro la manifestazione o a pro o contro da una parte all'altra. Nessun aspetto politico, solo un aspetto di sicurezza in questo caso qua, e noi siamo vicini come gruppo, io porto la voce di tutti, siamo vicini come gruppo alla pace e basta, da una parte e dall'altra. Questa è la cosa più importante. E intanto dal Veneto hanno annunciato gli attivisti pro-Palestina che ci saranno domani per la manifestazione. Partiremo da tutto il Veneto, lunedì a Udine c'è una partita Italia-Israele. Noi crediamo che sia inaccettabile che in questo momento, di fronte a delle stragi che stanno avvenendo, ci sia una partita di calcio che possa far dimenticare lo sterminio che sta avvenendo sia in Palestina che in Libano. Saranno almeno un centinaio gli attivisti veneti pro-Palestina che partiranno per Udine lunedì, aderendo alla manifestazione nel giorno in cui nel capoluogo friulano si giocherà la partita valida per la Nations League tra Italia e Israele. Noi chiediamo di fermare l'arroganza di uno Stato che crede di essere fuori dalle regole internazionali. Israele, dopo aver commesso e sta commettendo un genocidio a Gaza, bombardando scuole, ospedali, chiese, adesso ha attaccato il Libano, sta invadendo il Libano e
come non gli bastasse, ha attaccato anche le basi dell'ONU, che sono basi di pace, per osservare quello che sta succedendo. Sitting in piazza per annunciare la partecipazione alla manifestazione. Gli attivisti rifiutano però l'etichetta di antisemiti. La loro protesta è contro il governo dello Stato di Israele, dicono. Noi non siamo assolutamente antisemiti, siamo contro lo Stato di Israele, siamo contro uno Stato sionista che applica l'apartheid. Nelle nostre fila non ci sono persone antisemite perché i palestinesi stessi sono di origine semita, pertanto è un'assurdità dire che i palestinesi siano antisemiti. Queste dunque le dichiarazioni, vedremo cosa accadrà domani, ve lo racconteremo anche con la redazione di TV12 che appunto segue la nostra redazione di Udine, ma insomma la tensione c'è per Italia-Israele di domani sera. Non c'è tensione ma invece soltanto festa a Genova per il Palio delle Repubbliche Marinare, ovviamente Venezia che cerca la vittoria e il nostro Lorenzo Maier sta seguendo il Palio da Genova. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Nicola, a te, ai nostri telespettatori e buona domenica a tutti da Genova. Hai ragione, non c'è la tensione di cui parlava il servizio precedente, ma anche qui c'è molta attesa, per cui il clima è in fermento, per fortuna un fermento solo sportivo, perché mancano poche ore a questa competizione, la 69esima edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. Lo ricordiamo, una sfida di canottaggio che quindi ha anche il patrocinio, l'egida della Federazione Italiana Canottaggio, dove tanti campioni si sfideranno come sempre ai remi, come avviene ogni anno, anche se siamo un po' in zona Cesarini, nel senso che solitamente questa competizione, che viene ospitata a turno dalle 4 città marinare, Pisa, Genova, Amalfi e naturalmente Venezia, si disputa in primavera, maggio al più tardi in giugno. Per quest'anno non c'è stata la possibilità, quindi si temeva anche che la competizione potesse saltare, c'è stata una lunga trattativa e poi si è arrivati finalmente a questa data insolita, ottombrina di ottobre. Sono 2 le gare in programma oggi pomeriggio. Alle 16:45 ci sarà la sfida femminile da Pra, il campo di gara appunto a Pra nelle acque genovesi, un percorso di 1000 metri per le donne. Solitamente questa sfida, che anticipa poi la gara degli uomini alle ore 18, è un po' una novità la regata femminile. Inizialmente il regolamento parlava di equipaggi che devono avere un numero minimo di donne per lasciare poi spazio anche a qualche innesto ovviamente maschile. Venezia fu la prima a invece presentare un armo tutto rosa per questa prima competizione fin dalla prima edizione e quest'anno, dopo alcuni anni, Venezia è stata un po' la apripista, perché tutte e 4 le repubbliche marinare presenteranno un equipaggio tutto femminile per la prima gara. E poi il momento clou, la grande sfida ai remi, dove Venezia, che è in testa all'Arbor cercherà di riportare una vittoria che manca dal 2019. La concorrenza è agguerrita, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, c'è anche un po' di attesa per il sorteggio dei numeri d'acqua, che gli esperti dicono essere un momento decisivo, perché se questo avviene solo un'ora prima poi l'inizio della gara, perché da lì si potrà calcolare in base alle correnti chi può partire perlomeno coi favori del pronostico. Il percorso di gara si allunga in 2000 metri, quello maschile, mentre il femminile è sulla distanza di 1000 metri, 2000 metri che saranno seguiti da un grande tifo, di cui ieri già abbiamo visto una grande anticipazione con la sfilata, il corteo acqueo molto suggestivo, che ha visto proprio la Serenissima, il gonfalone della Serenissima di Venezia aprire per sorteggio il corteo. Giovanni Giusto diceva: speriamo che questo sorteggio rispecchi un po' anche l'ordine d'arrivo della regata successiva. Questo
ovviamente non possiamo saperlo, c'è una concorrenza molto agguerrita. Venezia tra l'altro ha come capoluogo un vice campione olimpico, Luca Chiumento, che sarà appunto il capovoga, ma ci sono diversi campioni azzurri che sono sfilati alle Olimpiadi di Parigi anche negli altri equipaggi, e questo è un bel segnale anche per il canottaggio nazionale, vedere come questa manifestazione che si disputa da lungo tempo è un po' entrata nel cuore anche del canottaggio nazionale. Vedendo le immagini dell'anno scorso, perché l'anno scorso a organizzare la città ospitante era Venezia e vinse Genova. Genova vince da ormai 2 edizioni, la 67esima e la 68esima, e Venezia, come dicevi tu, manca la vittoria dal 2019. Venezia che è in testa però all'Albo d'Oro con 34 vittorie. Fece su le prime 3, sto un attimo spulciando l'Albo d'Oro, le prime 3 edizioni a partire dalla prima nel 56 organizzata da Pisa, quindi Venezia vuole tornare, insomma è già la prima diciamo nell'Albo d'Oro, ma vuole tornare a vincere. È Genova la squadra da battere? Beh, gli esperti dicono che sia Amalfi ancora che abbia un po' diciamo i favori del pronostico. Chiaramente va anche considerato che Genova sicuramente può contare su un supporto non da poco, che è quello del pubblico, che spesso in gare così corte può fare anche la differenza un tifo. Siamo certi che questo pomeriggio fin da 2 ore prima della gara vedremo migliaia di persone assiepate lungo il percorso per fare il tifo. C'è anche un aspetto oltre a quello sportivo ovviamente folcloristico molto bello, molto tradizionale, anche questo senso dell'ospitalità. Ieri per esempio i rappresentanti delle 4 città hanno portato i loro doni, i prodotti caratteristici delle loro terre. Venezia ovviamente ha portato il vetro di Murano, ma anche una specialità culinaria come il bussorai. C'è stato anche uno scambio all'insegna della sportività. C'è da dire che spesso le edizioni del palio si sono contraddistinte anche per una tensione abbastanza alle stelle, soprattutto quando l'ordine d'arrivo magari si gioca in pochi centimetri. Ci sono state in passato anche delle qualifiche, per cui diciamo che poi questo fair play nella gara a volte può avere il suo momento anche qualche sentimento meno amichevole. Comunque poi alla fine la bellezza di questa competizione è che poi terminato il traguardo poi tutti si ritorna amici come prima, si va a cena e domani si ripartirà la volta di Venezia per Venezia, delle altre di Genova, che ovviamente è la città ospitante, accompagnerà i rappresentanti delle città nella via del ritorno, e già si penserà all'edizione del 2025 che probabilmente tornerà in una data più consueta, appunto fine maggio, inizi di giugno, ma intanto c'è una gara tutta da vivere in pochi minuti davvero. Benissimo, grazie. Sì, beh, la gara è la gara, insomma è così, c'è il free play ma c'è anche il momento della gara. Grazie davvero a Lorenzo Maier, allora magari poi stasera ci aggiorniamo se riusciamo a dare anche il risultato e poi ovviamente domani vi racconteremo con i nostri servizi come è andata. Grazie Lorenzo Maier, pochi minuti alla fine della nostra prima edizione, il tempo anche per sorridere e per emozionarsi, perché no, rivedendo il matrimonio ieri a Treviso del sindaco Mario Conte. Sono le 16:45, il sindaco Mario Conte e la sua Elisa sono ufficialmente marito e moglie. Fuori l'ex convento di Santa Caterina, tanti cittadini attendono i neosposi per far loro le congratulazioni. Grazie. Un pomeriggio
Pomeriggio di festa, tra commozione e sorrisi, quelli regalati dallo sposo quando arriva a Santa Caterina. Si sofferma con gli invitati e i cittadini che lo aspettano e lo salutano anche dalle finestre. Che onore la tua presenza. No, che onore, Emozioni che aumentano quando arriva la sposa in un bellissimo abito bianco principesco, corpetto in pizzo e gonna in tulle, i capelli raccolti in un elegante chignon. Ad ufficiare la cerimonia il presidente del Veneto, Luca Zaia. Sentivamo, Elisa, il cuore di Mario che batteva forte mentre arrivava, anzi sussultava. Un momento tutto privato, quello dello scambio delle promesse. Inizia Elisa: ti sono grata perché sei entrato nella mia vita come un dono inaspettato. La tua presenza mi guida e mi sostiene, tu sei indispensabile per me, ti scelgo in ogni abbraccio, in ogni sorriso e in ogni gesto quotidiano. E poi la volta dello sposo. Pensavo che il discorso più difficile fosse quello da sindaco, ma mi sbagliavo. Nella mia vita ho avuto sempre dei punti di riferimento, la mia mamma, mia sorella che ci guarda dall'alto, e oggi ho trovato te. Ti chiedo scusa per i miei errori e mi sento di ringraziare i tuoi genitori per il carattere che ti hanno dato, perché è proprio quello di cui ho bisogno. Sei uno scrigno di valori e di ideali che in nessun'altra persona ho mai trovato. Tocca poi a Suomi, la cagnolina della coppia, portare le fedi che gli sposi si scambiano, accompagnati dall'orchestra ritmo sinfonica diretta dal maestro Diego Basso con il tenore Fabio Sartori. Emozioni che si susseguono in un continuo crescendo. Sì, lo voglio. Ho sentito poco. Sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Così si risponde. In nome della legge dichiaro che il signor Mario Conte e la signora Elisa Barbò sono uniti in matrimonio. Tante persone, tante voci raccolte sempre da Francesca Bozza e Simone Merlo. Oltre 200 gli invitati nell'ex convento di Santa Caterina per festeggiare il matrimonio di Mario Conte ed Elisa Barbon. Tanti volti noti del mondo imprenditoriale, politico, sportivo, dal presidente di Confindustria Veneto Est Leopoldo Destro al ministro della Giustizia Carlo Nordio, dagli esponenti della Lega di oggi e di ieri, Alberto Stefani e Dimitri Coin, Gianantonio Darè, Federico Canere e ancora Roberto Marcato, e poi gli uomini e le donne della giunta comunale, i rappresentanti del Consiglio comunale sia dalla maggioranza che dell'opposizione, e poi Adriano Panatta e Fausto Pinarello. Tanta l'emozione a partire da chi ha ufficiato la cerimonia. Non è che sia un professionista di matrimoni, ne avrò fatti una decina, però insomma il matrimonio di Mario Conte ci tenevo, mi ha avvisato per tempo, non mi sono preparato per tempo, però insomma è venuta una bella cerimonia e diciamo che soprattutto ha saputo organizzare bene, quindi direi che è un matrimonio iconico, definiamolo così. Emozionatissimo anche uno dei testimoni dello sposo. È stato un vero onore che Mario abbia scelto me, Mauro e Marco per fargli da testimoni. Siamo degli amici, soprattutto e prima di tutto, prima ancora che fosse sindaco, e quindi è stato sicuramente una giornata di festa. Chiaramente siamo testimoni anche di Elisa e quindi cercheremo di onorare questo giuramento anche noi. Esponenti politici, ma prima di tutto amici, che hanno voluto condividere questa giornata di festa con gli sposi, augurando loro una vita di felicità. L'augurio di continuare ad essere quello che sono, bravi, belli, amanti di questa splendida città che è la mia città. È stata sicuramente una cerimonia bellissima tra due persone che si sono conosciute, frequentate e oggi hanno coronato il loro sogno d'amore, naturalmente con tanta gente. Mario è un amico e sono felice di essere tra gli invitati di questo momento che penso sia il più bello della sua vita. Poi Elisa è una ragazza speciale, quindi sono felice per loro e gli auguro veramente di vivere una vita di grande felicità. L'ultimo augurio speciale da un ospite speciale. Io frequento tutta la plaga nostra e ci sono casi di 12 figli, non pretendo tanto, ma però vorrei che si verificasse che anche il sindaco che predica tanto fosse il primo ad avere un figlio.
Grazie. Allora, questo è l'augurio di Giancarlo Gentilini che appunto augura, anzi impone al sindaco di fare figli. Adesso siamo in chiusura, allora solo per ricordarvi che abbiamo aperto con la notizia e facendovi sentire anche le voci dei testimoni terrorizzati dell'incendio all'hotel di Abano Terme di questa notte. Lo ricordo, 273 persone evacuate, una quarantina di persone intossicate, anche 2 bambini ricoverati, molte le persone salvate dai vigili del fuoco con l'autoscala, anche una famiglia con un bambino piccolo che era bloccata al 6° piano. Vi racconteremo tutti i dettagli poi anche questa sera nel corso del nostro telegiornale. C'è il tempo soltanto per dirvi che dopo il meteo c'è il film Smother, mamma ho perso il lavoro del 2008. Allora grazie per averci seguito. 19:30 questa sera il telegiornale di Treviso.